Perché vi ho raccontato tutta questa storia? Perché una cosa per cui noi, e qui lo dico insomma senza falsa modestia, siamo fra i laboratori più avanzati nel mondo, è proprio questo controllo in controreazione delle proprietà del nostro ciambellone di plasma, del nostro ciambellone di combustibile. Noi misuriamo dei campi magnetici, abbiamo 600 misure, li diamo in pasto a un sistema molto complesso di calcolatori che controllano questi campi magnetici, la faccio molto breve adesso, attraverso un sistema di cavi elettrici. Questa è proprio veramente un po' volgarizzata, ma insomma in sostanza questa è la situazione. Diciamo, la complessità è che tutta questa cosa qui la facciamo con una diciamo, scala temporale che è del millesimo del secondo, cioè noi cerchiamo, tutto questo processo avviene continuamente per tutta la durata del nostro esperimento con un ciclo di un millesimo di secondo. E quindi insomma, è una cosa di cui siamo abbastanza orgogliosi ed è una delle cose per cui siamo senza dubbio all'avanguardia. Bene, vado a chiudo con le mie ultime due diapositive. La prima in cui ho questa bella serie di persone sorridenti, tutte molto giovani, e ci tengo a dirlo perché l'ho già detto prima, ma lo ripeto, la scienza, la ricerca è fatta certamente di tecnologia, è fatta di esperti, ma è fatta anche di molto entusiasmo, è fatta molto di persone giovani. Questo lo dico anche, diciamo, con un intento, come dire, anche per certi versi assolutamente non casuale, detto anche di questi termini. Attraverso l'investimento nella ricerca si fa anche progredire un paese e noi su questo, nel nostro piccolo, questo è un insieme dei nostri studenti, cerchiamo di farlo. Grazie alla collaborazione con l'Università di Padova negli ultimi 10 anni abbiamo dato oltre 200 tesi di laurea e di dottorato di persone che si sono formate da noi, in parte continuano a lavorare da noi, in parte hanno trovato lavoro in aziende, in altri laboratori in giro per il mondo, in una sorta di processo auspicabilmente positivo. Quindi l'investimento sulle giovani generazioni è un aspetto estremamente importante. Vi lascio i miei recapiti, se qualcuno fosse incuriosito di saperne qualcosa di più, ovviamente attraverso poi gli organizzatori potete facilmente contattarvi e vabbè, vi ringrazio. Dunque, mi scuso se vi ho tenuto qualche minuto di più del previsto, ma spero sia stato interessante. Buona serata.